dal libro Luci nella Shoah, in cui Matteo Corradini ha raccolto alcune vicende di deportati, perché oltre all'esperienza del dolore c'è qualcos'altro che accomuna le vittime del genocidio nazista: la speranza. Molti ricordano infatti di essere sfuggiti all'angoscia dei momenti più bui aggrappandosi a ricordi, pensieri, oggetti che li tenevano ancorati al mondo come era prima delle leggi razziali. Piccole fiammelle di speranza che hanno permesso ai deportati di resistere. Questa è stata la fiammella di Selma Meerbaum-Hesinger. La luce delle stelle sopra la testa di Selma sembra illuminarla abbastanza per poter scrivere ancora. C'è buio intorno a lei e in lei, ma Selma scrive. Ha un piccolo taccuino nel campo di prigionia dove è stata portata e lo usa per raccontare cosa le accade dentro e cosa le succede intorno. Lo fa creando poesie per un amico di cui forse si è innamorata, Laser. Le batte forte il cuore quando pensa a lui, ma non è certa che sia amore. Forse le piace l'idea di passare del tempo insieme. Forse lo bacerebbe. Forse è solo un'avventura, come quando trascorreva i pomeriggi con gli scout ebrei nella sua città ad arrampicarsi sui rami e imparare come cavarsela da soli nel bosco. Forse ha soltanto bisogno di qualcuno che l'ascolti e la capisca. Si sente un po' egoista, ma in fondo ha 18 anni, è grande. È nata a Czernowitz, in Romania, e studiava il francese e lo Yiddish, la lingua degli ebrei dell'Europa dell'Est. È parente dello straordinario poeta Paul Celan e porta 2 cognomi. Uno è di suo padre, Max Meerbaum, che Selma non ha mai conosciuto. L'altro del suo patrigno, Leo Hesinger. Le parole raccontano la storia delle persone. Selma lo sa bene anche grazie ai suoi cognomi. Ospita in sé 2 padri. Quando scoppia la seconda guerra mondiale, Selma rimane però senza parole. I russi occupano la regione di Czernowitz e trasferiscono in Siberia coloro che ritengono indegni e scomodi, ebrei per primi. La famiglia di Selma riesce a salvarsi nascondendosi. Poi nella stessa regione arrivano i tedeschi e sembra che l'odio non abbia un colore, una lingua, una nazionalità. Le parole ancora mancano quando la violenza di prima viene sostituita da una nuova violenza. Le truppe naziste deportano gli ebrei verso i campi di lavoro in Ucraina e tra loro c'è Selma. Viene portata a Mikhailovka, un luogo lontano da tutto, duro e freddo come il clima. Anche Laser viene portato lì, ma in un altro settore. Selma ha quel che le basta per mantenersi viva col cuore, il suo taccuino e una matita. Cavarsela da solo in un bosco e sopravvivere con le parole si somigliano tanto, pensa Selma nelle lunghe notti limpide e gelide piene di stelle. Scrive. La marea che sale ti travolge e smania con te. Ciò che un torrente, un gorgo, una piena non può fare, già 1000 volte l'ha fatto questo respiro. Il taccuino le fa compagnia nelle settimane di prigionia e di lavori forzati. Su di esso Selma scrive le poesie più belle e molte le indirizza a Laser, come se gliele leggesse a tu per tu, come se potesse appoggiare la testa sulla sua spalla. Il quaderno emana una luce che sembra mostrare le parole anche nel buio del dolore e della solitudine, come la luce di una stella mostra la direzione ai naviganti. Selma alle stelle avrebbe voluto afferrarle e tenerle nel quaderno come segnalibri, anche quando si ammala. Il tempo passa e le forze se ne vanno un po' per volta. Selma resiste, ci prova, ma la malattia è potente e la disperazione sembra vincere. Nell'ultima pagina scrive: «Non ne posso più, ora mi arrendo. Baci, sii forte, Selma». Il 16 dicembre 1942 Selma Meerbaum-Hesinger muore di tifo nel lager di Mikhailovka. Il suo quaderno con 52 poesie viene affidato all'amato Laser. Lui non sa che Selma non c'è più, accoglie il taccuino con gioia e crede che un giorno potrà incontrare di nuovo quella ragazza innamorata della quale anche lui forse ha cominciato a innamorarsi. Decide di salvare il libretto spedendolo per posta a una cara amica di Selma rimasta in città, a Czernowitz, per recuperarlo una volta tornato a casa. Quando il lager di Mikhailovka viene chiuso nel 1944, Laser riesce a fuggire e sale a bordo di una nave clandestina diretta in Palestina. La nave affonderà nel Mar Nero, portando con sé il ragazzo che Selma aveva amato, inconsapevole di quel che era accaduto alla sua cara amica poetessa. Tra le parole di Selma, nel cuore di Laser,
erano rimaste queste. Se anche afferri 1000 stelle, lei è abbastanza forte da portarne altre 1000.